partito italiano più grande e più forte e che ha una prospettiva, una dimensione che non è solo locale ma è anche nazionale ed europea. Gli italiani hanno già deciso, hanno già semplificato drasticamente lo scenario politico italiano e vogliono decidere o di qua o di là. E allora, se il processo di rivoluzione e di cambiamento della politica italiana verso un sistema bipolare compiuto va avanti, allora la sfida identitaria si gioca all'interno di questi grandi contenitori, come già avviene in alcune grandi democrazie europee o mondiali. Penso all'Inghilterra, penso agli Stati Uniti, alla Francia, eccetera, come ben tutti sappiamo. E allora questa sfida e questa battaglia anche identitaria, culturale, politica e di presenza sul territorio, noi siamo pronti a raccoglierla e siamo pronti ad affrontare questa scommessa. Anzi, ci stiamo già lavorando da mesi, provando sul campo ad avviare i tavoli del Popolo di Libertà, a metterci a lavorare insieme con i futuri compagni di partito e gli attuali alleati. Ed in questi mesi abbiamo preso atto che questa situazione di stallo e questa situazione ibrida, non definita, nella quale siamo costretti a muoverci, ha reso difficile questo lavoro, nonostante noi ci siamo messi a farlo con la massima buona volontà. E allora ben venga finalmente la costituzione del nuovo partito, così finalmente ci sarà un partito chiaro, degli organi statutari definiti, ci sarà un tesseramento, ci saranno le possibilità concrete di collaborare e anche di confrontarsi e misurarsi sul territorio. Io sono sicuro che anche in Forza Italia potremo trovare tanti amici che sono stanchi della palude nella quale sono stati tenuti a galleggiare in tutti questi anni, sono stanchi delle lotte intestine per il potere che paralizzano tutto e impediscono poi di uscire all'esterno con un messaggio chiaro, e penso che potranno trovare in noi degli interlocutori con cui fare politica con la P maiuscola. Ci sono tanti bravi amministratori, tanti ragazzi, tanti iscritti in buona fede che aspettano sicuramente di poter partecipare in un partito vero e non in una specie di partito paralizzato da lotte intestine. Ed infatti noi abbiamo il dovere da subito di costruire un PDL forte che dia dei messaggi chiari, che abbia una politica netta, che abbia delle persone che lo rappresentano, che hanno una faccia pulita e che sia riconosciuta dalla gente, perché se non facciamo così consegneremo Verona e il Veneto alla Lega, e questo è un obiettivo che non sta a cuore a nessuno. E allora prendiamo coscienza che stiamo vivendo un momento di straordinario cambiamento della politica, perché spesso quando ci si trova dentro a un cambiamento non si riesce a realizzare in tempo reale quello che sta accadendo, e quindi prendiamo coscienza di questo, non sottovalutiamo la nostra forza, non dimentichiamo chi siamo e non dimentichiamo qual è il nostro modo di far politica, di cui continuiamo a essere orgogliosi, che non dimentichiamo e che anzi porteremo nel nuovo contenitore. E allora Massimo, Alberto, io ci sono con voi, l'ho detto anche 2 anni fa all'ultimo congresso, e penso che in questi 2 anni abbiamo dimostrato sul campo il nostro lavoro e ognuno ha saputo fare il proprio dovere al suo posto. E quindi anch'io mi associo ai tuoi ringraziamenti, Massimo, rivolti a tutti noi, a tutti i militanti, a tutti gli amministratori, a tutti i simpatizzanti di questo partito, e un grazie particolare rivolgo anche a Giorgio Ruspini, che è qui in sala, che è ancora qui con noi, a dimostrarci quanto giusto sia quello che stiamo facendo. E finché persone, uomini veri come Giorgio saranno al nostro fianco e saranno la nostra coscienza vigile, significa che stiamo andando nella direzione giusta. Voglio concludere pensando all'atteggiamento con il quale affrontare questa nuova sfida. Quest'anno ricorre il centenario del futurismo. Il futurismo è stato in Italia quanto di più antinostalgico potesse esistere e al tempo stesso quanto di più italiano e rivoluzionario.
I futuristi abbandonavano il passato, ma proprio in quel momento riaffermavano l'identità del nostro popolo nel loro tempo. Ecco, questo è lo spirito che noi dobbiamo fare proprio oggi, quando Marinetti, D'Annunzio e tutti gli altri futuristi che hanno cambiato la cultura e la politica italiana lanciavano la loro sfida nel mondo, lo facevano con uno spirito che a noi è ben chiaro, perché non è mai venuto meno dal primo momento nel quale abbiamo iniziato a fare politica. E quindi penso che affronteremo questa fase con la medesima fiducia e con lo stesso entusiasmo. Voglio concludere per cercare una frase che sia la sintesi di quello che andremo a fare. Voglio concludere con quel messaggio che ci ha trasmesso Nicola Pasetto, che penso rappresenti più di ogni altro la nostra capacità di coniugare l'identità con il futuro. Lo slogan che sempre Nicola ci trasmetteva era le radici nel futuro, e con questo impegno affronteremo anche questa sfida. Grazie.